gli onorevoli, i rappresentanti dell'Europarlamento e quanti nella loro continuità e nel loro modo di essere, nel loro impegno civile quotidiano, sottolineano la omogeneità e la straordinaria compostezza e compattezza del mondo politico-amministrativo friulano. Insieme con i vessilli delle nostre sezioni, delle sezioni del Friuli, e non ne manca alcuno, insieme con le fiamme dei gruppi che rappresentano i punti cardine di riferimento della nostra attività, e a tutti voi cittadini alpini, rappresentanti del mondo trasversale dell'associazionismo, insieme a tutti voi oggi per ricordare non solo gli alpini ma anche per iniziare in maniera laica, in maniera collettiva le commemorazioni per i 50 anni dall'evento tragico del sisma che colpì così duramente questa terra il 6 maggio del 1976. Il labro dell'Associazione Nazionale Alpini, scordato